Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto Veneziano. Dal titolo stiamo andando verso il Medioevo e lo ripeto perché forse alcune persone, magari se sei la prima volta che segui il Marietto da 12 anni, da quando è sceso in campo e ha dovuto cambiare più volte nick perché ai tempi ehm, arrivano gli angeli colorati, gli extraterrestri in carrozza, gli arcangeli, ti mando luce colorata, i salti quantici e tutte quelle neweggiate da Reiki in su, no? Il Marietto è sempre stato contrastato. Molti adesso si stanno rimangiando, quando mi davano conto nel 2012-2015, quando io dicevo che dal 2020 avremmo avuto una situazione estremamente difficile. Oggigiorno molti di quelli mi contattano in privato chiedendomi scusa e dicendo che avevo ragione e loro non capivano nulla. Ma al di là di questo, ormai siamo dentro con tutti e due i piedi in una traiettoria che ci sta portando nel Medioevo, ci sta portando in un posto dove nessuno avrebbe voluto esserci e continuano a perversare sui social: l'universo mi darà quello che mi merito, duco buon fine e quelle e cose, vogliamoci tutti bene. Il Marietto ve l'ha sempre spiegato: se c'è la Chiesa di Stato che da 1700 anni ogni domenica mette lì le persone a gonfiare le loro egregore, un perché ci sarà loro che dominano il mondo. Quindi, cari amici, se voi pensate che con quattro paroline, che non sono paroline di potere, sono paroline che danno solamente all'egregore una forza per poi potervi portare nel Medioevo. Capite? Ogni volta che voi fate una catena di preghiere alla Santa Maria, alla Santa Genoveffa, alla Santa quello che voi volete, state ingrassando qualcosa che vi taglierà le gambe un domani. Lo ripeto, ogni volta che voi venite trascinati, perché ho una mia amicizia che mi segue da tanti anni che dice che una sua amica, collegandosi a una catena, purtroppo è andata in depressione. È chiaro che è andata in depressione, poi venite a piangere dal marietto. Allora, la prima cosa da fare è sempre una pulizia radionica, una pulizia sui vari punti, ce ne sono più di 50 di questi punti che si devono ripulire, anche perché basta prendere in mano un carrello della spesa e uno viene infettato. Quindi, detto questo, noi stiamo andando verso una guerra sia economica che praticamente batteriologica, iniziata 2 anni fa, per chi non se n'è accorto, no? Gli unici che gli è andata bene sono le industrie farmacologiche che hanno venduto i vaccini sperimentali. Lo ripeto perché forse alcuni non hanno ancora capito. Quelli erano vaccini sperimentali che avrebbe finito la sperimentazione nel 2023. Quindi se voi vi fate un vaccino sperimentale, vi fate 3 dosi, è chiaro che non si sanno ancora gli effetti. Non è perché ci sono gli strilloni dei mainstream che continuano a dirlo di farlo che uno è obbligato a farlo. Uno può anche non farlo. Infatti, molti di quelli che hanno un karma claudicante, purtroppo in futuro, il Medioevo, forse non riusciranno neanche a vederlo sani. Quindi stiamo andando verso una rovina perché ci sono tantissimi sierati che fra qualche anno avranno delle situazioni che ancora non si conoscono, perché non è stato abbastanza sperimentato. Secondo, gli unici a cui gli è andata bene in questo periodo sono le industrie farmacologiche che hanno venduto l'antivaccino, il vaccino, scusate. Mm. Terzo, stiamo entrando praticamente a piedi uniti in una guerra, ma prima del terzo è arrivato il secondo che praticamente, oltre ad aver fatto guadagnare un sacco di soldi alle industrie farmacologiche, per il semplice fatto che noi non avevamo le strutture mediche per poter far arrivare questi benedetti malati in ospedale. Abbiamo una carenza di 52.000 posti di infermieri nel settore della ospedalizzazione e non abbiamo 10.000 a medici, vi rendete conto? Quindi già a livello sanitario siamo un'ombra. In più abbiamo tutti sierati, quindi fra qualche anno avremo una conseguenza. E in più il governo, visto che ha il signoraggio bancario, cioè in altre parole non siamo più padroni della nostra stampa del denaro, noi ci troveremo sempre in affanno a pagare tasse che nella realtà altri paesi non sanno neanche cosa sono.
Quindi ci sta arrivando addosso una marea di cioccolato come si dice, dalla Russia, siamo già in guerra con loro, ci manca solo che ci tolgono il gas e poi, cari miei, se avete 1200 euro di pago, 1500, fra qualche mese varrà esattamente la metà. Quindi che cosa si fa? La prima cosa che si fa è si ascolta le pillole di degarmaletto veneziano, poi si va sul sito del capitano, si scaricano i circuiti e mi raccomando in questo periodo ci sarà da dare una mano anche alle forze dell'ordine che saranno sotto pressione. Saranno sotto pressione, quindi prendete i vari circuiti e mettete il nome e il cognome di una persona che voi sapete che lavora per lo Stato nelle forze dell'ordine, che sia carabiniere, guardia finanza, guardia forestale, polizia, esercito, e lo proteggete anche se non sapete chi è, ma se sapete il suo nome e cognome lo dovete proteggere coi circuiti radionici, capito? Perché queste persone saranno lo scheletro che terrà in piedi l'Italia quando arriveranno quelli dell'est. Bene, cari amici, il Marietto vi dice, e se avete qualche soldo ancora, non ve l'hanno mangiato le tasse, lo Stato e quant'altro, compratevi un sigillo 6 che è l'unica cosa che vi potrebbe servire. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.